Buongiorno e benvenuti a tutti a questa sessione dedicata alla promozione e sviluppo del programma europeo Patto dei Sindaci che Enea ha realizzato in collaborazione con Regione Veneto. Siamo al sesto evento, questo è dedicato agli edifici al centro della riqualificazione urbana, strumenti ed esperienze. Passo la parola all'architetto Franco Alberti di Regione Veneto, con il quale Enea ha proprio realizzato un ciclo di formazione e informazione basato su un'indagine che abbiamo realizzato sul territorio veneto, un'analisi composta quindi dello stato di implementazione del programma, interviste con gli enti di secondo livello, con la regione, con gli esponenti principali che sono coinvolte, le municipalità, nella quale sono emersi proprio delle esigenze di formazione e informazione su quelli che sono i temi del programma europeo Patto dei Sindaci. Quindi l'abbiamo realizzato, sono 6 eventi online e 3 in presenza, abbiamo coperto quasi tutto, siamo al penultimo evento. Passo la parola a Franco Alberti per un saluto. Ringrazio Patrizia Pistocchini, effettivamente siamo alle battute conclusive di questo lungo percorso di formazione che Enea ha organizzato insieme a noi, insomma raccogliendo un po' anche quelle che potessero essere le esigenze formative nel territorio. Oggi siamo in un evento, il penultimo evento, come diceva Pistocchini, ed è un evento secondo me anche importante, lo testimonia anche il numero di iscritti a questo evento, che è più numeroso ancora degli altri che erano comunque ben frequentati. In effetti gli edifici al centro della riqualificazione urbana sono un punto fondamentale, la questione delle città, degli edifici rispetto agli strumenti di decarbonizzazione e gli impegni che ci stiamo ponendo, che vengono posti a livello europeo e che le regioni cercano anche di calarli sul proprio territorio. Per cui io vi auguro intanto una buona prosecuzione. Avremo 2 importanti relatori che ci daranno conto appunto anche di alcune esperienze. Ritorno la parola a Patrizia. Grazie. Per la presentazione anche degli relatori. Grazie Franco. Allora oggi abbiamo 2 relatori, una relatrice di Enea e un relatore che è un referente della Regione Veneto. Quindi vorrei introdurre Francesca Ogoni, che è una ricercatrice del Dipartimento Efficienza Energetica. Abbiamo l'esperienza che ha nell'ambito del One Stop Shop, è nata anche con la collaborazione con Città Metropolitana di Milano, e lei segue anche il progetto UPIRS che con la Regione Piemonte, il progetto europeo UPIRS che con la Regione Piemonte gestirà la piattaforma italiana del One Stop Shop. Il titolo dell'intervento di Francesca è il servizio per la promozione dell'efficientamento energetico degli edifici, il One Stop Shop. Prego. Buongiorno a tutti. Ok. Sì, grazie. Scusatemi, allora volevo ringraziare appunto la dottoressa Pistocchini e Regione Veneto per questa opportunità. Oggi vi parlerò dei One Stop Shop e ecco qua. E vedete perfetto, benissimo. E questo strumento è proprio finalizzato, uno strumento che la Commissione europea propone ed è già attivo anche in alcuni Stati membri, quindi che la Commissione europea propone agli Stati membri di applicare, e ha l'obiettivo principale di aumentare il tasso di rinnovo della riqualificazione energetica degli edifici. Nella presentazione di oggi vi farò quindi un inquadramento europeo su come vengono visti e considerati e proposti i One Stop Shop,
Vi darò ovviamente una definizione, perché il nome è un nome assegnato a questo tipo di servizio che gli enti locali possono offrire ai propri utenti. È un nome ovviamente in inglese e in realtà nasce in America quando sono nati i supermercati. Quindi è un nome un po' strano da usare per una riqualificazione energetica degli edifici, ma il concetto è quello di trovare in un unico luogo tanti servizi, proprio come i supermercati, no? Hanno dato questa novità rispetto agli negozi specializzati in un prodotto solo o in un insieme di prodotti unici. Poi farò una panoramica di quali sono i one-stop shop in Italia e quindi, come già la dottoressa Pistocchini accennava, perché è nato questo progetto europeo UPeers, che è stato finanziato con un bando LIFE europeo e che ha adesso, diciamo, i primi inizi proprio a settembre di questo anno. E infine vi racconterò un one-stop shop esistente e attivo sul territorio della città metropolitana di Milano, a cui Enea sta collaborando in maniera attiva come supporto tecnico e scientifico. Come dicevo, questo strumento di one-stop shop, che un nome che hanno trovato è quello dell'Integrated Home Renovation Services, cioè servizi per la riqualificazione energetica degli edifici, ma servizi integrati, no? Quindi il discorso è proprio quello di trovare più informazioni in un unico luogo. Il primo a lanciare questa idea di utilizzare questi sportelli unici locali o regionali dedicati proprio a fornire un'assistenza tecnica ma anche giuridica, finanziaria alla riqualificazione energetica degli edifici è stato nel 2016 col Clean Energy Package lanciato da Juncker. Viene poi ripresa anche dalla Renovation Way nel 2020, pubblicata nel 2020. Quindi la Renovation Way è strettamente legata alla riqualificazione energetica degli edifici, all'aumento del tasso di rinnovo, di ristrutturazione degli edifici, e in questo caso indica il One Stop Shop come uno strumento chiave per arrivare agli obiettivi richiesti. Sotto vi ho riportato dei dati che sono stati pubblicati dal Centro di Ricerca Europeo, il JRC, che ha proprio fatto un rapporto su quali siano i one-stop shop in tutta Europa. Questo perché dopo il lancio nel 2016 e con la Renovation Way del 2020, i bandi europei Horizon, LIFE adesso hanno spinto, e quindi la Commissione europea ha messo dei finanziamenti a disposizione per lo sviluppo di one-stop shop locali. Come sempre l'atteggiamento della Commissione europea è quello di lanciare degli strumenti, finanziare dei loro dimostratori, chiamiamoli così, e quindi studiare com'è lo sviluppo di questo possibile strumento e capire se davvero calato su una realtà locale, su più realtà locali, può dare dei risultati. E quindi dei 63 one-stop shop che il Centro di Ricerca Europeo ha registrato appunto a livello europeo, vedendo che come diciamo mappatura degli Stati membri sono presenti almeno un one-stop shop in 22 Stati membri, quindi la diffusione diciamo che è abbastanza evoluta. 57 di questi 63 sono realmente attivi e hanno fatto una stima in cui questi servizi hanno portato alla riqualificazione del 4-5% dei progetti di riqualificazione degli edifici totali. Quindi un numero importante, un numero ancora più importante se si pensa a un ulteriore sviluppo di questi servizi. Ecco quindi che la nuova direttiva sull'efficienza energetica, che è stata revisionata e pubblicata qualche mese fa, quindi la direttiva 2023-1791, finalmente dà una definizione diciamo univoca a quello che devono essere questi servizi. Quindi se nelle direttive precedenti veniva accennata la possibilità e proposta la possibilità di attivare dei servizi di one stop shop, adesso c'è un articolo dedicato a
definire meglio i contenuti, il target a cui devono essere rivolti, chi deve promuovere la diffusione di questi servizi e a che livello questi servizi devono essere realizzati. Il livello è chiaro, è un livello locale o regionale, perché per aiutare e supportare gli utenti finali a sviluppare i propri progetti di riqualificazione c'è bisogno di un ente che conosca bene il territorio, no? E quindi quale meglio del locale o del regionale. Il territorio è inteso anche come tessuto sociale, perché i one-stop shop, e in questo articolo viene ancora di più enfatizzato, devono anche funzionare proprio per aiutare il contrasto alla povertà energetica. Quindi il tipo di servizio che devono dare è un servizio di consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, e aggiungerei anche sociale, quindi ecco il servizio integrato dove devono esserci più competenze, non solo quella tecnica. È rivolto agli utenti finali, ai civili, ma anche, e questo è un elemento in più che viene inserito nella nuova revisione della direttiva, anche alle piccole e medie imprese e alle micro imprese. Quindi non solo diciamo utenti proprietari, non solo residenziale, ecco, diciamo, ma anche non residenziali. Ecco, chi sono i promotori, l'abbiamo già detto, sono gli Stati membri che devono, diciamo, riuscire a collegarsi alle autorità competenti proprio per sviluppare sul proprio territorio il più possibile questi servizi. Le funzionalità che il One Stop Shop deve avere sono indicate come molteplici, quindi abbiamo detto che deve dare un supporto globale a tutte le famiglie, deve avere una consulenza specifica per la povertà energetica, che sappiamo ormai è un parametro chiave con cui si misura il vero sviluppo, no? Economico e di transizione energetica di ogni Stato membro, e deve supportare l'utente finale in tutte le fasi di riqualificazione, quindi non solo quella tecnica, ma anche quella finanziaria, anche quella amministrativa, e deve essere un luogo anche di formazione e di sensibilizzazione sulle tematiche energetiche per tutto il territorio. Un altro ruolo importante del One Stop Shop è quello di formare i professionisti. Ecco, già a livello europeo, ma anche a livello nazionale, con l'iniziativa Build Up Skills, si vede e si riscontra, e forse col super bonus è emerso ancora di più, che non solo a livello nazionale, quindi ma anche a livello europeo, c'è una carenza di nuove conoscenze, dello sviluppo di nuove competenze che possa rendere i professionisti al passo, no, con questa transizione energetica spinta a cui noi dobbiamo tendere, no? Pensiamo che al 2050 dobbiamo avere un parco residenziale, un parco edifici totalmente decarbonizzato. Quindi c'è proprio la necessità di uno stimolo a una formazione e a un livello di qualifica dei professionisti sempre più elevato. E questo è anche il compito del One Stop Shop, perché deve essere proprio un luogo di incontro non solo dell'utente che deve riqualificare, ma anche dei professionisti, perché deve mettere insieme e in comunicazione i due mondi. E un'altra delle funzionalità del One Stop Shop indicati sempre nella direttiva efficienza energetica è quella di raccogliere i dati. Questa della raccolta dati è una necessità assolutamente impellente anche a livello europeo, non solo a livello nazionale, e quindi il One Stop Shop, essendo calato sul territorio, chi meglio di lui può avere contezza dei dati che il suo territorio può produrre, e quindi metterli a sistema di quelli che devono essere raccolti a livello nazionale, quindi a livello europeo, per misurare come sta andando l'andamento della nostra transizione, diciamo, energetica. Ecco, è importante che tutto questo complesso di attività che il One Stop Shop dovrebbe fornire sia fornito nella maniera più semplice possibile, perché deve essere capito da tutti. Ecco, qual è la definizione del One Stop Shop? Il One Stop Shop deve essere un luogo virtuale e o fisico
in cui i proprietari di case possano trovare tutte le informazioni e i servizi di cui hanno bisogno per attuare un ambizioso progetto di riqualificazione energetica profonda. Okay? Quindi il target è quello della riqualificazione energetica profonda, quella che noi chiamiamo una riqualificazione energetica di primo livello, quella prevista diciamo dal super bonus, in cui non è solo cambiare il serramento o cambiare la caldaia, ma è un rinnovare il parco immobiliare, che sappiamo sia a livello nazionale che europeo essere un parco immobiliare vecchio e che quindi va comunque rinnovato, quindi non solo negli impianti ma anche nell'involucro. Le caratteristiche principali è quella che deve essere gratuito per l'utente su scala locale, perché l'utente altrimenti non entra in contatto con un servizio one stop shop, soprattutto nei primi passi. E in questo senso, e dovendo essere anche un luogo in cui l'utente si sente accompagnato nel processo di riqualificazione energetica, deve essere un luogo di cui l'utente si fida, e quindi il ruolo della pubblica amministrazione locale all'interno di questi servizi è fondamentale, perché è solo della pubblica amministrazione locale che l'utente si può fidare, come ente super partes che non ha diciamo dei profitti derivati dalla riqualificazione energetica, e che quindi come ente super partes riesce o cerca gli strumenti per riuscire a mettere in contatto l'utente finale con il mondo dei professionisti e delle imprese, in maniera che ci sia una fiducia reciproca delle attività, no? Perché spesso quello che succede è che l'utente viene bersagliato da imprese che gli propongono degli interventi e non sa di chi fidarsi, quindi si blocca. Ecco, nel servizio One Stop Shop l'utente invece dovrebbe, grazie all'intervento della PA locale, dovrebbe invece sentirsi in un luogo di fiducia e quindi di fiducia nei confronti delle proposte e delle offerte che gli vengono fatte. E poi vedremo quali sono le varie modalità con cui sviluppare questa capacità e dare questa possibilità agli utenti finali. Quindi il ruolo della PA locale è importantissimo nei one stop shop, può agire o come promotore di one stop shop privati se esistono, questo è più a livello europeo, realizzare per esempio dei one stop shop magari in partenariato pubblico-privato, perché questo è sempre un argomento molto critico, ma come fa il one stop shop a sopravvivere? Cioè il comune, voi sapete meglio di me quali sono le risorse a disposizione, quindi bisognerà trovare comunque un business model che consenta a questo servizio di andare avanti anche diciamo con le proprie gambe. Però quello che può fare la PA locale è sicuramente assumere un ruolo di facilitatore e di coordinatore di questi soggetti, no? Come dicevamo prima. Quindi le azioni necessarie e che la PA locale può fare è quello di occuparsi della parte di comunicazione e formazione, magari di proporre un audit semplificato dell'edificio, quindi grazie ai database online che si hanno a disposizione. Poi vi farò un accenno di come funziona Decivat, che è il one stop shop di Città Metropolitana di Milano, ed essere in grado di orientare gli utenti verso dei professionisti e delle imprese che siano altamente qualificate. Andiamo avanti perché sennò perdo troppo tempo. Quindi i vantaggi abbiamo capito quali sono: aumento degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, migliorare le condizioni di vita dei soggetti più vulnerabili, insomma cose che abbiamo già visto. A livello nazionale sono presenti al momento 4 one stop shop. Si è creata però una rete grazie a dei progetti europei come per esempio quello di Padova, quindi il Padova Fit Expanded della regione Piemonte, che si chiama Europa, che ha messo insieme non solo i one stop shop esistenti, che però sono quasi tutti nati da progetti europei, da finanziamenti europei, ma anche dei soggetti potenzialmente interessati a diventare dei one stop shop, che magari al loro interno hanno già magari uno sportello energia o perché no anche uno sportello PAESC. Ecco,
come si può aumentare il numero dei one-stop shop sul territorio italiano e anche europeo. Allora, noi abbiamo vinto questo progetto che è partito a settembre, come vi dicevo prima, che si chiama EU-Peers e che ha lo scopo di creare una comunità di one-stop shop esistenti, ma anche di one-stop shop che vogliano nascere, quindi di soggetti interessati a realizzare un one-stop shop al loro interno. Quindi questa comunità di one-stop shop vede l'attivazione di piattaforme di discussione per sviscerare le problematiche e cercare di risolverle insieme. Queste piattaforme saranno 7, una a livello europeo e 6 nazionali, e ce ne sarà una proprio gestita da Enea e gestita da Enea e anche dalla regione Piemonte. Questi verranno appunto organizzati numerosi incontri online, e se siete interessati a partecipare veramente vi ringrazio se mi contattate, mi scrivete anche una mail e io vi inserirò nei membri della piattaforma nazionale. Poi deciderete voi ovviamente liberamente se partecipare o no, anche a seconda dell'argomento che proporremo. E passando invece al servizio Decivat, che è il one stop shop di Città Metropolitana di Milano, è stato realizzato in collaborazione tra l'area ambiente e territorio della Città Metropolitana di Milano e Enea come ufficio territoriale della Lombardia, e lo scopo era appunto di realizzare un servizio che possa assistere diciamo aiutare i cittadini nella riqualificazione energetica degli edifici. In questo caso si parla di un luogo virtuale, non fisico, perché al momento non c'è la possibilità di attivare uno sportello fisico, ma anche a livello virtuale, quindi con un sito web ben pensato e organizzato, magari caricando delle linee guida che accompagnano sia gli utenti che i professionisti, si può sicuramente realizzare qualcosa di interessante e utile per i cittadini. Adesso io vado un po' veloce, vi dico le cose più importanti, poi ovviamente le slide vi rimarranno. Quindi il servizio unico, o almeno sì, penso che verranno inviate. Quindi il servizio unico Decivat ha come obiettivo quello di creare un sistema integrato di raccolta dati, perché proprio essendo online e avendo a disposizione una serie di database digitali, Città Metropolitana di Milano ha deciso di mettere insieme e integrare tutti questi dati in un'unica mappatura che poi vedremo del territorio milanese, che le consenta di fare una sorta di diagnosi energetica leggera, però degli edifici stessi, quindi per dare quell'input iniziale agli utenti finali, per fargli capire come si comporta a livello energetico il proprio edificio e quindi quali interventi potrebbe attuare e una simulazione di quali sono i risparmi energetici ottenibili. Vuole fornire un'assistenza tecnica qualificata ai proprietari degli edifici e, importantissimo, creare una sinergia con i soggetti della filiera della riqualificazione energetica. È proprio per questo, infatti, che è stato creato quello che si chiama il tavolo tecnico Decivat e che poi vedremo, eccolo qua, attraverso un protocollo d'intesa insieme a degli ordini dei professionisti, alle associazioni di imprese del territorio milanese, è stato firmato questo protocollo dove il coordinatore è la Città Metropolitana di Milano, Enea si comporta diciamo da segreteria tecnica, e questo tavolo tecnico di lavoro è fondamentale perché qualsiasi informazione venga fornita ai cittadini attraverso il sito viene sempre discussa e decisa insieme al tavolo tecnico di lavoro, quindi con professionisti molto competenti sulla materia della riqualificazione energetica. Quindi questo è un tavolo per noi importantissimo, perché non solo permette di dare delle informazioni super partes, quindi col coordinamento di un ente pubblico e con un supporto scientifico tecnico proveniente da un ente pubblico, ma anche molto competente e calato sul territorio, grazie alla partecipazione, come dicevo, dei professionisti. Questo serve anche, diciamo, a noi per crescere come competenze sul tema,
e anche per arrivare il più possibile a tutti i professionisti e creare insieme a loro un percorso di formazione, come dicevo all'inizio, su queste nuove competenze sempre più richieste per appunto il rinnovo del parco immobiliare. Quindi abbiamo spacchettato il processo di riqualificazione energetica in 8 fasi e abbiamo cercato per ognuna di queste fasi di produrre della documentazione o degli strumenti disponibili online a favore degli utenti finali che possano appunto consultarli e chiarirsi il più possibile le idee su questo percorso intricato e difficoltoso. Quindi abbiamo sviluppato una sorta di opuscolo che è disponibile online sul sito di Decivat, tutto quello che c'è da sapere sull'edificio efficiente, cercando di utilizzare dei linguaggi che possano essere diretti a tutti gli utenti. E poi questo è veramente un fiore all'occhiello che purtroppo ancora non è pubblico, ma che presto si spera lo sia, grazie anche all'aiuto dei comuni della cerchia del comune di Milano, cioè la possibilità, avendo integrato tutti i dati dei database degli attestati di prestazione energetica, il catasto degli edifici, i dati su Curit, sono stati integrati e mappati sul territorio. Cosa vuol dire? Una volta diciamo individuate le caratteristiche energetiche principali dell'edificio, è stato applicato questo software che si chiama Victoria, sviluppato da Enea nell'ambito del progetto ESPA Energia e Sostenibilità per la pubblica amministrazione, che si simula gli interventi, il risparmio energetico dovuto agli interventi e i tempi di ritorno. Quindi questo è quello che si potrà, che si ha e che sarà presto pubblicato, cioè andare sulla mappa di un comune, in questo caso era il comune di Melzo, al momento solo 4 sono i comuni che sono stati caricati su questa piattaforma, per quello ancora non è reso pubblico, sarà pubblico quando tutta la cerchia dei comuni parteciperà a questa fornitura di dati a Città Metropolitana di Milano per appunto realizzare questo che vi sto per far vedere in maniera molto sintetica. Quindi si potrà cliccare su un edificio, ci saranno una serie di informazioni che verranno fornite e poi si potrà andare per esempio su Victoria, comparirà una maschera di questo tipo dove a seconda dell'intervento che si seleziona si avrà il salto di classe previsto e i tempi, il risparmio energetico, il risparmio della CO2 e anche i tempi di ritorno calcolati senza incentivo o con l'incentivo nel caso si selezioni quello più opportuno. E poi abbiamo anche realizzato una serie di linee guida per orientare l'utente su cos'è una diagnosi energetica, quali sono gli elementi che rendono una diagnosi energetica fatta a regola d'arte, a quale professionista si devono rivolgere per svolgere una diagnosi energetica fatta a regola d'arte e lo stesso per la parte di progetto. Su quella di progetto adesso stiamo facendo un aggiornamento e che è attualmente, sarà a breve in discussione con il tavolo tecnico dei CIVAT, perché queste linee guida sono state scritte da Enea con la collaborazione di Città Metropolitana di Milano, ma assolutamente condivise con tutti i professionisti. Ecco, in ultimo ci tenevo a dirvi che uno dei risultati di Decivat sarà proprio il 27 novembre prossimo, in cui il One Stop Shop ha organizzato con la collaborazione fondamentale di tutti gli ordini professionali e le associazioni di imprese una giornata di formazione indirizzata proprio ai professionisti, in cui verranno esposte le nostre linee guida. All'interno delle linee guida viene indicato un percorso secondo noi virtuoso e che possa garantire una sorta di fiducia nei confronti dell'utente finale perché è trasparente e ben scadenzato e che quindi noi ci teniamo a trasmettere a tutti i professionisti affinché magari qualcuno lo possa applicare e possiamo monitorare l'efficacia, diciamo, delle nostre linee guida e di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto per rendere la riqualificazione energetica
che non è nulla di semplice, ma un processo molto complesso, ma almeno ripercorribile da parte dei proprietari che la vogliono attuare. I prossimi passi di questo servizio saranno quello ovviamente di migliorare l'interattività del sito dei CIVAT, quindi di renderlo più facilmente fruibile agli utenti finali, di supportare i comuni all'efficientamento dei propri edifici, perché Città Metropolitana di Milano sta cercando di attualmente soprattutto le linee guida sono strettamente indirizzate alla riqualificazione degli edifici privati e residenziali, ma Città Metropolitana di Milano ha anche attivato un altro corridoio che possa invece essere da supporto, quindi con delle ritagli ad hoc, che possa essere di supporto ai propri comuni per riqualificare invece i propri edifici. Come vi dicevo, DECIVAT verrà applicato, quindi il servizio, il sistema di mappatura energetica degli edifici verrà attivata su tutti i comuni di Città Metropolitana di Milano, e poi sicuramente anche la partecipazione alla rete nazionale ed europea tramite UPeers darà sicuramente degli altri spunti e permetterà di entrare anche in contatto magari con altre esperienze e magari anche con dei documenti che possano essere di aiuto anche agli utenti finali stessi. Io ho concluso e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie Francesca, e quindi confermo che le slide saranno rese disponibili sul sito dell'Enea, e mentre tutti gli eventi che stiamo realizzando nell'ambito di questo ciclo formativo con Regione del Veneto sono disponibili sul canale YouTube di Releventi, e poi alla fine vi metteremo il link di riferimento. C'è proprio una specifica playlist dove abbiamo raccolto tutti gli eventi sia online e anche due eventi che abbiamo realizzato di implementazione della piattaforma PAESC che ha realizzato Enea, che sono stati realizzati proprio in presenza nella provincia di Rovigo e di Treviso. Ora passo direttamente la parola all'ingegner Mauro Roglieri. L'ingegnere si occupa da 20 anni di sostenibilità energetica climatica, è amministratore unico e direttore tecnico della società MR Energy. E tra i vari incarichi che ricopre c'è il ruolo di Energy Management per Città Metropolitana di Venezia, per il Comune di Venezia e per la Regione Veneto. Ci farà un'introduzione di quello che ci spiegherà quella che è l'esperienza veneziana dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle CER, delle comunità energetiche rinnovabili. Prego. Buongiorno a tutte e tutti, sono Mauro Roglieri, grazie dell'introduzione. Grazie dell'invito a questo interessante corso evento. Complimenti per la qualità della programmazione degli interventi. Credo che quello che state facendo sia veramente molto utile e interessante. Come detto, io mi occupo da diversi anni di efficienza energetica come professionista, appunto come direttore tecnico di una società che si occupa effettivamente di queste tematiche. Grazie. Zoomiamo un attimo. Abbiamo sede a Venezia, comunque operiamo sul territorio nazionale, siamo una PMI innovativa e abbiamo al nostro interno dello staff un buon numero di persone che hanno proprio le qualifiche e l'esperienza per gestire tutte le questioni legate alla sostenibilità e alla gestione dell'energia. Siamo anche una ESCO certificata ai sensi della norma UNICEI 11352. Vado veloce, questi sono gli ambiti in cui stiamo lavorando, alcuni dei progetti che vi lascio poi da valutare poi nelle slide. Oggi è stato invitato in qualità anche di Energy Manager della Regione Veneto. Il mio proposito per oggi era quello di cercare di fare una sintesi dell'esperienza che ho accumulato fino ad oggi nella gestione dell'energia all'interno di enti pubblici, appunto con il ruolo di Energy Manager nominato in outsourcing, e raccontarvi un po' quello che è la mia sintesi, la mia vision, quello che posso darvi come indicazioni, quelle che sono per me le best practice in tal senso, visto che appunto mi rivolgo ad amministratori e tecnici di pubbliche amministrazioni che mi è stato detto essere gli interlocutori di questo corso.
Sono partito, diciamo, dalla definizione del problema. Gestire i consumi energetici di un patrimonio edilizio non è facile, ecco. Questo è, diciamo, quello che è il punto di partenza. Abbiamo un problema da superare e un problema con varie difficoltà. Innanzitutto non è detto che si abbiano le competenze di base, non è per niente scontato, diciamo, che tutti abbiano le competenze di base sui temi legati all'energia. Di fatto, insomma, alcune questioni sono, diciamo, abbastanza richiedono una preparazione scientifica e tecnica abbastanza approfondita e quindi non è detto che tutti necessariamente debbano avere queste competenze. Il secondo problema è legato al fatto che spesso mancano le informazioni di base, i dati, oppure questi dati non sono ben organizzati, quindi mi riferisco a dati anagrafici, dati di consumi, dati di attività, dati relativi ai costi, alle previsioni e anche alle decisioni sul futuro di questa o quella struttura. Molto spesso non è ben chiaro nemmeno alle persone che lavorano all'interno dell'ente quale sarà il destino di un edificio piuttosto che un altro, perché ci sono varie ipotesi sul tavolo, varie discussioni anche a livello politico. Questo è chiaramente parte del problema. Ci sono poi tanti aspetti che si intersecano, ci sono aspetti architettonici, edilizi, ci sono i vincoli legati alle soprintendenze, ci sono esigenze manutentive prioritarie, ci sono aspetti sismici, ci sono aspetti anche legati, diciamo, alla rivalorizzazione di alcuni edifici. Io mi riferisco al patrimonio edilizio di proprietà chiaramente degli enti, in questo caso. Abbiamo visto prima nella relazione precedente quello che è diciamo, uno strumento molto utile per i cittadini e il loro patrimonio, anche per le amministrazioni pubbliche e il loro patrimonio. Quindi in particolare mi riferisco, diciamo, a quella che è la situazione all'interno degli enti pubblici. Ci sono poi problemi organizzativi, cioè un problema legato all'uso degli spazi, al rapporto tra le varie direzioni, il rapporto con i colleghi, alla pianificazione degli interventi che richiedono magari spostamenti di personale, eccetera, eccetera. Ci sono aspetti legati ai contratti, alle forniture in essere, alle modalità di accesso diciamo, al mercato, quindi il MEPA, le convenzioni Consip, c'è da rispettare il codice degli appalti, ci sono da fare delle gare, organizzarsi per fare dei contratti particolari. E poi ci sono questioni legate agli aspetti finanziari, cioè bisogna considerare l'andamento dei mercati, la situazione geopolitica, insomma, ci sono molti aspetti da tenere presenti. Ecco, e poi non è detto che sia facile alla fine confrontare tra loro varie ipotesi, a un certo punto bisogna comunque avere, diciamo, una linea diciamo, strategica che in qualche modo tra le varie ipotesi e scelte comunque ci deve essere fornita. D'altronde però oggi è una priorità indifferibile fare qualcosa per la gestione del proprio patrimonio edilizio. In primo luogo, e l'ho messo per primo non a caso, c'è l'emergenza ambientale, abbiamo un obbligo morale e anche normativo di agire subito, fare qualcosa. C'è la questione dei costi, abbiamo visto le problematiche, le difficoltà causate dal livello di prezzo dell'energia elettrica e del gas raggiunto l'anno scorso in corrispondenza poi delle crisi diciamo, legate al conflitto in Ucraina. C'è il problema oggi del taglio della spesa pubblica, quindi la necessità di controllare e ridurre i costi operativi, e questo, diciamo, può liberare delle risorse anche per altre diciamo, politiche pubbliche. E poi c'è l'opportunità oggi, forse ripetibile, legata appunto agli strumenti di incentivazione che sono messi a disposizione nel contesto delle direttive europee e conseguentemente delle leggi nazionali, e quindi appunto delle leggi nazionali che ci sono diciamo, di aiuto nell'incentivare i nostri interventi. Allora, l'agenda di oggi, ecco, questa è solo l'introduzione, bisogna, secondo me, acquisire le competenze necessarie, sistemare il patrimonio informativo a propria disposizione, dotarsi di uno strumento organizzativo per assicurare coerenza interna, individuare gli strumenti attuativi più opportuni e valorizzare il percorso per sensibilizzare utenti e amministratori. Ho messo in fila, diciamo, quelle che secondo me sono delle azioni che andrebbero compiute in quest'ordine, più o meno, diciamo, in parallelo, e che possono sicuramente portare a una gestione strutturata dell'energia all'interno del proprio ente relativamente al patrimonio edilizio di propria proprietà o competenza. Il primo punto, appunto, è acquisire le competenze necessarie. Ho riportato qui in queste slide, che adesso scorrerò velocemente, qual è la figura dell'energy manager, chi è l'energy manager. Sapete che c'è l'obbligo, diciamo, ormai da molti anni, ben da 40 anni che è nata, diciamo, la figura dell'energy manager, è stata introdotta in seguito alla crisi energetica degli anni 70, ma di fatto poi si è, diciamo, consolidata questa figura verso la fine degli anni 80, dove è nato il FIRE, il famoso Federazione per l'uso razionale dell'energia, ed è nato il responsabile per la conservazione dell'uso razionale dell'energia all'interno della famosa legge 10 del 91.
E la legge 10 istituisce l'obbligo per alcuni soggetti, in particolare quelli che hanno più di 1000 tonnellate equivalenti di petrolio l'anno nel settore civile e le pubbliche amministrazioni, di nominare un responsabile per l'uso e la conservazione dell'energia, che può essere anche una figura di consulenza esterna. E questa persona comunque deve avere delle idonee competenze, quindi comunque questo, diciamo, il quadro giuridico dell'energy manager è un aiuto. Ecco, io l'ho inteso qui come un supporto, anche da un punto di vista appunto del fatto che ci sia un obbligo per voi, per dotarvi anche magari di una figura che abbia tutte le competenze necessarie per supportarvi al meglio nel superamento di tutte quelle difficoltà che abbiamo visto elencate prima. Ci sono poi altri obblighi, diciamo, che sono stati affidati, diciamo, attribuiti all'energy manager anche nell'ambito della progettazione degli interventi e della gestione dei contratti, appunto, per esempio di servizio calore, servizio energia. Quindi vi può essere d'aiuto anche in questo. Ma diciamo che anche se non si ha l'obbligo, può essere comunque utile nominare un energy manager e, diciamo, inserirlo anche all'interno del network degli energy manager delle pubbliche amministrazioni, all'interno della Federazione Italiana dell'Misurazione dell'Energia, per un confronto. E qui ho elencato tutti i motivi che possono essere, diciamo, un'ulteriore spinta, un'ulteriore riflessione per poter nominare comunque un energy manager all'interno della propria organizzazione. E oggi il figura dell'energy manager si interseca quasi sempre con la definizione di EGE, cioè esperto gestione energia. Anche questa è una norma introdotta nel 2009 che ha cercato di mettere un po' ordine su quali siano le competenze che un esperto gestione energia e conseguentemente quasi in automatico, diciamo, una figura nominata come energy manager dovrebbe avere o deve avere per dare al meglio, diciamo, dare il meglio nel rendere i propri servizi. Ecco, questo può essere, diciamo, un ulteriore spunto per chi vuole anche qualificarsi internamente come esperto gestione energia, quindi seguire dei corsi proprio relativi. Questa è la norma, diciamo, che può essere la linea guida sulle competenze, su quale è il percorso da seguire per potersi dire, diciamo, sufficientemente preparati nell'affrontare, appunto, e prendere decisioni in materia energetica. Anche qui vado un po' veloce per passare poi alle questioni successive. Vi ho elencato quali sono le competenze necessarie e quindi anche di conseguenza potete dedurne quali sono i contributi che questa figura può darvi all'interno della vostra organizzazione. Diciamo che abbiamo ottenuto queste competenze, cioè o ci siamo formati come EGE o abbiamo acquisito, diciamo, con un contratto in outsourcing un energy manager o un esperto gestione energia all'interno della nostra organizzazione. Abbiamo finito il lavoro? Assolutamente no, perché comunque, appunto, come dicevo, spesso bisogna fare un lavoro di sistemazione e riorganizzazione delle anagrafiche, diciamo, dei dati di base. In questo, diciamo, io ho messo alcune cose che vedo comparire spesso, alcuni elementi, diciamo, importanti. Chiaramente, in primis dobbiamo raccogliere e razionalizzare i dati di consumo e attività. Avete visto anche la piattaforma Decivat presentata dalla collega precedentemente. Gli obiettivi sono comunque mappare, diciamo, consumi. Nel caso, diciamo, della gestione interna di un patrimonio edilizio, ovviamente mi riferirò alle fatture dei vari fornitori, alle misure, alle letture disponibili, ai dati meteo, alla raccolta anche di dati di attività, le presenze, la sezionabilità dei circuiti. Tutte queste informazioni mi fanno, diciamo, spesso sono disponibili, ma sono disponibili, diciamo, in diverse direzioni del mio ente, sono disponibili in vari formati, sono disponibili in periodi diciamo, diversi. Quindi la prima cosa da fare è cercare di dare una razionalità alla raccolta di queste informazioni. Casomai dotarsi di strumenti ulteriori per integrare le informazioni mancanti. Importante è che tenere presente che i consumi energetici sono dipendenti anche dal tipo di uso, quindi anche i dati di attività sono importanti. Se fa più freddo avrò consumi più alti, se fa meno freddo avrò consumi più bassi d'inverno, cioè banalità, ma ecco, correlare anche i dati con le variabili che possono diciamo, modificare i regimi di consumo. E poi ci sono i dati di costo, le fatture, i contratti, raccogliere tutte queste informazioni, valutare anche i centri di costo e la loro coerenza con diciamo, un proposito di gestione efficiente dell'energia e i vari regimi IVA. Acquisire eventuali modelli energetici già sviluppati in ambito magari di progettazioni, in ambito di certificazione e di definizione degli attestati di prestazione energetica, diagnosi già realizzate su alcuni edifici, su tutti, in ambito di contratti, le relazioni CAM o DNSH, i modelli BIM già sviluppati. Tutte queste informazioni
è bene che vengano, diciamo, riorganizzate e acquisite diciamo, al tempo zero di partenza di questo sistema di gestione dell'energia. E poi acquisire informazioni sulla programmazione degli interventi, sulle esigenze manutentive prioritarie, sulle variazioni di destino d'uso programmate per il futuro o eventuali accorpamenti di uffici, diciamo, in alcuni edifici possibili o immaginabili o diciamo in qualche modo ventilate, no, all'interno della programmazione dell'attività. Non l'ho detto all'inizio, ma ecco, il dato di base comunque è il dato anagrafico del patrimonio, degli impianti, quindi le mappe catastali, le planimetrie, i rilievi e anche, diciamo, eventuali studi di retrocommissioning per capire cosa c'è all'interno di un edificio, perché molto spesso non è la documentazione di partenza non è così esaustiva e completa, quindi certe volte bisogna dare degli incarichi per ricostruire la documentazione as built. Prima di prendere qualsiasi decisione bisogna sapere quello che abbiamo, diciamo, da gestire. Ecco che le analisi energetiche possono già darci molte informazioni utili. Vi ho messo un esempio tra tutti, abbiamo qui un profilo di consumo dove vediamo un assorbimento di 50 kW notturno durante il fine settimana, quindi sicuramente possiamo già dalle informazioni dei consumi dedurre delle opportunità importanti, ma se iniziamo anche a fare delle correlazioni possiamo anche definire poi effettivamente degli obiettivi e vedere come variano le prestazioni in funzione delle nostre variabili di attività e quindi anche essere in grado di capire meglio quello che succede e appunto definire dei KPI per monitorare nel tempo poi anche le prestazioni. Abbiamo detto che efficientare sia una cosa, diciamo, che è spot, bisogna poi mantenere nel tempo i livelli di efficienza. I modelli energetici sono molto utili perché ci consentono di dire come oggi il nostro edificio, qui è il caso di Città Metropolitana di una scuola in centro storico, dove abbiamo fatto un modello dinamico, dettagliato, prima di, cioè all'interno chiaramente delle attività di diagnosi energetica che abbiamo realizzato su questo istituto CIMI Venier, dove chiaramente poi si possono simulare le misure di efficienza in maniera molto più precisa e soprattutto in maniera correlata, cioè le misure di efficientamento possono avere effetti che si intersecano, quindi è bene avere uno strumento di modellazione che eventualmente tenga conto anche degli effetti, diciamo, sinergici tra varie misure anche nella previsione dei risparmi e dei costi. Ecco, una volta che io raccolgo tutte queste informazioni all'interno, per esempio questa è, diciamo, la piattaforma che utilizziamo noi, che abbiamo sviluppato, che è una piattaforma che consente sia di georeferenziare gli edifici, ma anche di poi all'interno di ciascuna, diciamo, scheda edificio acquisire i dati dal campo, inserire i dati di consumo, quindi ecco, e documentazione relativa, e quindi ci consente di avere, diciamo, quel database, quella baseline di partenza che ci serve per programmare tutte le azioni successive. Salto queste slide perché ecco, quindi abbiamo i dati, abbiamo le competenze, abbiamo i dati, ci sono adesso degli aspetti che invece vanno oltre, cioè nel senso che è necessario chiaramente dotarsi anche di uno strumento organizzativo per assicurare una certa coerenza interna. E qui io vi porto la linea guida, diciamo, per eccellenza, che è quella della ISO 50001, che definisce proprio come implementare un sistema di gestione dell'energia. È una norma volontaria, come è la stregua, diciamo, della ISO 9001 per la qualità, diciamo, ci dà tutte le, diciamo, le informazioni per costruire all'interno della nostra organizzazione un sistema, diciamo, razionale e strutturato di gestione dell'energia. È chiaro che prevede, cioè che comporta uno sforzo organizzativo interno, ma è anche chiaro che diciamo che questo è il problema, è il vero problema da superare, quindi darsi un'organizzazione appunto per mettere insieme tutte le esigenze di tutti i dipartimenti, le direzioni dei colleghi, prendere decisioni coerenti, quindi, diciamo, confrontarsi con quelle che sono le esigenze di tutti per poi avere, diciamo, una consapevolezza di quelle che sono diciamo, le sinergie che si possono creare e come ottenere al meglio, sfruttare al meglio anche tutte le opportunità. La ISO 50001 appunto si integra nel quadro delle varie certificazioni, quindi se avete già una 9001 all'interno del vostro ente o una 14001 sarete anche facilitati. Questo per dirvi appunto la complessità della gestione dell'energia, non è solo, diciamo, l'ingegnere che deve prendere delle decisioni sulla tecnologia, ma abbiamo che influenzano molto il raggiungimento di obiettivi, tutte queste questioni, no? La policy di approvvigionamento, le procedure di investimento, la definizione di obiettivi, il coinvolgimento dello staff, quindi la formazione, le procedure operative, la comunicazione interna e esterna che motivano le persone e che motivano anche i decisori.
E questo quindi richiede un approccio diciamo sistematico, olistico e organizzativo, che non è solo l'energy manager, ma comporta il coinvolgimento di tutti i colleghi. Quindi, ed ecco questo grande risultato ottenuto pochi giorni fa dalla Regione Veneto, che ha, diciamo, dando anche una così prova della propria leadership e anche svolgendo un ruolo di esempio un po' per tutto diciamo il comparto, ha ottenuto la certificazione su 50.000 euro. Procedura nella quale chiaramente ho collaborato anch'io, non sono chiaramente l'unico diciamo che ha portato a questo risultato, anzi l'ottenimento di questo risultato è in primis un grande risultato delle persone interne, cioè quindi del personale interno, che ha innanzitutto deciso questa linea, diciamo, di sviluppo, e poi ha collaborato per mettere in piedi questo sistema di gestione dell'energia, che appunto comporta e diciamo, implica assolutamente che vi sia il coinvolgimento dello staff e tutte le persone che hanno un ruolo significativo nella gestione dell'energia. Abbiamo risolto anche l'aspetto organizzativo, ci siamo dotati di una ISO 50001, abbiamo un Energy Manager come advisor, abbiamo dati ben organizzati e strutturati. Abbiamo finito? No, abbiamo iniziato, adesso siamo pronti per la gestione e a questo punto si apre la possibilità di valutare effettivamente più consapevolmente i rischi e in maniera più pragmatica e efficace le opportunità. Io qui vi ho elencato alcune questioni tipiche appunto nella gestione dell'energia all'interno delle amministrazioni pubbliche che vanno affrontate e risolte. Non c'è una ricetta unica per la soluzione, perché poi appunto sarà il team di gestione dell'energia, saranno le priorità del singolo comune, della singola città metropolitana o ente che definiranno le modalità e le scelte operative. Ma a questo punto saranno scelte, diciamo, basate su una consapevolezza e su una competenza certificata e acquisita. Allora, i rischi sono l'utilizzo di contratti standard non idonei alle proprie esigenze. Abbiamo chiaramente nel servizio energia il panorama delle convenzioni Consip da valutare con attenzione, perché molto spesso non sono così adeguate, diciamo, alle esigenze degli enti e possono portare anche a, diciamo, a una non efficace implementazione poi di interventi di efficientamento. Certe volte sono anche mal costruiti o hanno dei vizi di fondo. Diciamo che i metodi di calcolo anche dei baseline e diciamo, dell'energia che poi viene presentata come energia, diciamo, consumi di partenza degli edifici, ad esempio nella convenzione Consip, servizio integrato energia, non sono così, a mio avviso, non rispecchiano in maniera così fedele quelli che sono effettivamente i consumi storici e quindi nella definizione degli interventi di efficientamento poi si rischia di perdere un po' il contatto con la realtà. Quindi bisogna un po', diciamo, studiarseli bene e vedere se sono effettivamente adeguati alle proprie esigenze. Un altro aspetto critico è la proprietà dei dati e degli strumenti di gestione. Questi contratti spesso, diciamo, implicano l'implementazione di sistemi di monitoraggio o di software di facility management che poi rimangono molto spesso troppo nella proprietà dell'appaltatore e diciamo, l'ente non viene coinvolto sufficientemente nella loro diciamo, utilizzo e quindi mal si integrano, diciamo, poi nella struttura organizzativa dell'ente. L'importanza che il mantenimento della verifica dei risultati intermedi e finali non è spesso facile seguire poi nel corso dei contratti come effettivamente stanno andando le cose. Un aspetto critico legato alla revisione prezzi da tenere presente appunto in fase negoziale, in fase di stipula del contratto, perché soprattutto con scostamenti molto elevati dei prezzi come nei mesi passati si rischia poi di andare a spendere molto di più del previsto e anche avere una spesa proporzionale, ma non proporzionale solo ai costi dell'energia modificati, ma anche di altro. E quindi, diciamo, è bene discutere questo aspetto in anticipo. Altri aspetti critici sono legati alla qualità dei progetti, alla qualità dei materiali utilizzati, alla possibilità di avere delle lungaggini esecutive e ci si vincola in maniera pluriennale, quindi bisogna stare attenti a non perdere poi delle opportunità e comunque bisogna sempre garantire rispetto alla normativa, a parte codice degli appalti, ma anche CAM e DNSH. Viceversa abbiamo oggi grandi opportunità, appunto grazie anche ai contratti EPC, se ben valutati possono essere strumenti molto efficaci per implementare le nostre misure di efficientamento. Gli incentivi del conto termico 2.0 rimane uno degli strumenti principali più interessanti di incentivazione. Oggi e da ieri finalmente con la pubblicazione del decreto, l'approvazione, diciamo, della Commissione sul decreto di comunità energetiche rinnovabili,
abbiamo sbloccato questo aspetto che può essere un aspetto veramente cruciale di sviluppo. E poi tutti gli altri, diciamo, strumenti di incentivazione. Vado avanti veloce. Appunto, ieri c'è stata la pubblicazione, se avete visto, sul sito del MASE, dell'ottenimento dell'ok della Commissione sul nostro decreto, e quindi a breve si spera che ci sia lo sblocco definitivo di questo decreto, che veramente può essere una grande opportunità per molti enti pubblici. Qui ho portato degli esempi, abbiamo fatto delle simulazioni per la città metropolitana di Venezia, dove abbiamo classificato un po' tutti gli edifici, abbiamo cercato di capire appunto in base al loro posizionamento e anche in base ai loro consumi cosa potesse comportare, diciamo, o quale potesse essere l'opportunità di costituire delle comunità energetiche rinnovabili. Le scuole sono diciamo, un candidato abbastanza ideale, perché appunto d'estate produrre energia da fonte fotovoltaica, la scuola è o chiusa o consuma molto poco, e gli edifici intorno invece consumano molto perché hanno i condizionatori accesi durante il giorno, quindi può esserci una grande sinergia, diciamo, in termini di condivisione dei risparmi con gli edifici vicini, quindi con i cittadini degli edifici vicini. Quindi le scuole possono essere sicuramente un interessante patrimonio, anche magari in sinergia con esigenze di efficientamento e di riqualificazione delle coperture, che spesso sono magari non sono in condizioni ideali. Qua ci sono degli esempi numerici su cui, diciamo, vado veloce. Ecco, c'è da dire che in particolare su questa scuola, prima di pensare anche a una produzione locale di energia rinnovabile, è certamente bene fare tutte le azioni di efficientamento. Qui per esempio è stato implementato e da noi anche progettato un intervento di relamping LED che ha portato dei risparmi veramente notevoli. Questi sono i consumi globali, quindi non solo dell'illuminazione, e abbiamo un confronto pre e post con un risparmio del 36% di energia elettrica. Quindi vedete, se io dimensiono un impianto sui consumi prima di averli efficientati, rischio anche di sovradimensionare impianti di produzione di fonte rinnovabile. Quindi importantissimo agire prima. Vedete però come alcune coperture delle scuole, questo è un altro esempio di Unitis Righi, città metropolitana, sembrano fatti apposta, diciamo, per ospitare impianti fotovoltaici, coperture piane con nessun pregio, diciamo, architettonico in questo caso, e guaine da mantenere, e quindi c'è una possibile sinergia proprio con l'installazione di impianti anche rilevanti di produzione da fotovoltaico. Chiaramente l'eccedenza, ecco, prima non si poteva, diciamo, scambiarsi energia, adesso finalmente con queste modifiche normative le comunità energetiche introducono questa enorme opportunità di appunto scambiare energia con i cittadini, con altri edifici pubblici limitrofi, e quindi, diciamo, creare proprio delle interessantissime azioni. Sorvolo sugli scenari che abbiamo simulato. Ecco, infine, diciamo, possiamo anche valorizzare i nostri percorsi, poi andando anche a certificare con certificazioni di sostenibilità gli edifici che abbiamo ristrutturato, su cui abbiamo agito. Ho portato qui alcuni esempi, diciamo che ci sono degli schemi di certificazione come il GBC Historic Building o LEED che possono essere utilizzati, e tra l'altro in questo modo andiamo anche a essere compliant con i criteri ambientali minimi che lo prevedono. Abbiamo poi opportunità legate al mondo della ricerca e sviluppo per introdurre nuovi strumenti, software o nuovi strumenti, diciamo, anche di digitalizzazione del nostro patrimonio informativo. Noi abbiamo fondato una rete innovativa regionale, sempre nell'ambito di una legge regionale della Regione Veneto, che è il Venetian Green Building Cluster. Vi invito poi a visitare anche il nostro sito e la nostra pagina LinkedIn, dove troverete opportunità anche di finanziamento legate a bandi sostanzialmente regionali, europei e altro. In ultimo cito lo strumento Lead for Cities. Stiamo facendo una consulenza per un comune nel territorio della Regione Veneto, non posso dirvi il nome perché non voglio, diciamo, sostituirmi al sindaco, che sarà sicuramente lieto di comunicarlo a breve, mi auguro, ma stiamo seguendo da qualche mese la certificazione Lead for Cities. È una certificazione che è molto sinergica con, diciamo, il patto dei sindaci, una certificazione che prevede tutta una categoria di valutazione, ci sono dei prerequisiti e dei crediti, come vedete riguardano anche la qualità della vita, oltre che l'energia, i materiali e le risorse, quindi i rifiuti, l'uso dell'acqua, i trasporti, il sistema naturale e l'ecologia. Quindi ecco, diciamo, è una certificazione olistica che in qualche modo comporta uno sforzo interno organizzativo dell'ente, che si deve interrogare su tutti questi aspetti, non solo energia, ma anche tutti gli altri aspetti, diciamo, della sostenibilità. Il grande valore aggiunto è che poi, nel rispetto dei Sustainable Development Goals, porta anche a una possibilità, diciamo, di attrarre investimenti all'interno del proprio territorio. Cioè, chiaramente c'è poi un database delle città che hanno questa certificazione, e chiaramente investitori internazionali o comunque
diciamo, il rating della città a quel punto va aumentando di molto, e questo può essere uno strumento di sviluppo economico molto importante, soprattutto magari per comuni che hanno, diciamo, quartieri o zone comunque da riqualificare. E andrei alle conclusioni con gli spunti di riflessione. Questa carrellata, ecco, volevo, diciamo, riflettere sul fatto che decidere in modo responsabile presuppone anche sapere di cosa sta parlando. Io purtroppo vedo molto spesso anche nei giornali dichiarazioni relative al problema energetico climatico che dimostrano proprio la non competenza su certe materie, e quindi partire dalla competenza della formazione è chiaramente quello che bisogna fare per prendere delle decisioni in maniera razionale e consapevole. L'energy manager è una figura che possiede le competenze, ma da solo non può influire in modo efficace all'interno di un'organizzazione complessa. Serve un sistema di gestione dell'energia, di cui l'energy manager può essere coordinatore o advisor, ma è comunque necessario sentire tutti, cioè avere a bordo tutti, quindi fare un gruppo di lavoro, che è quello che prevede la norma 50.001, un team di gestione dell'energia, e lì prendere le decisioni cruciali per il proprio ente. C'è obbligo e sono previste sanzioni, ma spesso non sono neanche applicate. Sono molti enti che non hanno neanche nominato l'energy manager, e diciamo questo non aiuta. Ci sono opportunità davvero interessanti oggi. Il ruolo della pubblica amministrazione è fondamentale per traino per i cittadini, soprattutto nell'ambito delle CER, quindi c'è veramente molto che si può fare oggi. È una questione di civiltà e senso di responsabilità, anche perché stiamo parlando di assicurare un futuro alla nostra specie. Banalmente questo è il problema di cui siamo parte e di cui dovremmo essere anche oggi la soluzione. Con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Spero di aver dato degli spunti interessanti. Grazie, Ingegner Roglieri, interessantissime entrambe le presentazioni. Abbiamo la disponibilità di una chat sul canale YouTube, dove abbiamo più di 40 utenti collegati. C'era una domanda: se il Comune di Venezia, la città metropolitana di Venezia e la Regione Veneto sono certificati 50.001. Se può rispondere, ingegnere. Sì, no, come hai detto, la Regione Veneto con i tempi, scusate, però vediamo di rispondere a tutte le domande che sono arrivate. La Regione Veneto ha ottenuto la certificazione ISO 50.001, avendo deciso, diciamo, di partire fin da subito con l'approccio sistematico, quindi non solo ha nominato, diciamo, un energy manager come primo step. Chiaramente tutto questo è stato oggetto di delibere della Giunta, ma poi ha deciso di intraprendere un percorso di certificazione, proprio perché si è capito che le azioni spot non vanno molto lontano. Bisogna creare un sistema di gestione dell'energia in cui gli attori possono cambiare, ma il sistema poi rimane nel tempo, e quindi questo dà una prospettiva di continuità, di serietà, di coerenza e di completezza, direi. Il Comune di Venezia in questo momento e la città metropolitana non sono certificati ISO 50.001, hanno comunque negli anni adottato delle best practice che sono in linea sicuramente con questi schemi, avendo, diciamo, anche io contribuito a supportare queste attività, ma non hanno ancora ottenuto la certificazione. Mi auguro sicuramente che un giorno lo possano decidere. Grazie. C'era un'altra domanda che era comparsa a video, che era relativa alla possibilità di sviluppo dei one stop shop in Italia, che rivolgo all'ingegnere Ugani. Grazie, sì, allora, diciamo, da un certo punto di vista al momento è proprio questo tavolo EU Peers un po' me ne dà contezza. L'Italia è un po' più indietro sullo sviluppo dei one stop shop, e sicuramente siamo partiti un po' più tardi, e sicuramente a livello nazionale non c'è ancora, diciamo, una regolamentazione che li come dire, promuova in maniera più importante, incisiva. E quale può essere lo sviluppo? Cioè, come poter, no, immagino la domanda fosse far sì che si possano radicare di più anche sul nostro territorio. Vedendo l'esempio francese, un elemento importante è quello del finanziamento da parte dello Stato o di enti locali, magari a livello regionale, per esempio, che hanno risorse sicuramente più consistenti da mettere a disposizione, oppure anche a livello nazionale. In Francia funziona così, ricevono sostentamento, quindi un incentivo
per lo sviluppo di questi servizi proprio a livello di regione e a livello anche di agenzia regionale, scusate, nazionale per l'energia. Quindi insomma penso che in questo questa possa essere una eventuale spinta. Il processo però poi dovrebbe continuare anche da solo, pensando per esempio a una forma di partenariato pubblico-privato. Questo è uno degli elementi di cui si discuterà a livello di EU-Peers, oppure ancora una sorta di diciamo tariffa nel caso in cui l'utente vada avanti ovviamente con i lavori, che quindi possa rientrare anche nell'ingaggio diciamo dei professionisti e delle imprese. Sicuramente questo poi sarà da pensare, però un iniziale incentivo da parte della regione o dello Stato, secondo me, per quello che si vede a livello europeo, è sicuramente un elemento importante. E oltre ovviamente all'informazione e a creare, secondo noi, questa comunità in cui il soggetto possa trovare esperienze simili oppure documentazioni che possa a sua volta utilizzare per promuoverle sul proprio territorio. Quindi noi speriamo che anche EU-Peers possa essere un'occasione di uno sviluppo ulteriore di questi servizi sul territorio nazionale. Grazie. Ok, grazie. Magari chiederei ai relatori se mettete nelle vostre presentazioni che darete l'ok per la pubblicazione i vostri riferimenti mail che si sono stati chiesti, così aggiungiamo e possono chiedere eventuali approfondimenti. C'era anche un'altra domanda, veramente siamo un po' alle stretti con i tempi strettissimi, siamo andati oltre, però era interessante l'approfondimento che avete presentato. Questa domanda riguardava proprio la indirizzo all'ingegner Roglieri, era solo 4 o 5 punti. Quali sono le tematiche su quali gli enti pubblici devono focalizzarsi per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici? Sì, allora, come detto nel corso della presentazione, sicuramente porrei l'accento sulle competenze, sulla gestione dei dati, quindi ecco essere sicuri di avere diciamo la consapevolezza, quindi di avere il controllo dei dati, ecco. Avere diciamo la situazione sotto controllo da un punto di vista della raccolta delle informazioni che servono per prendere delle decisioni razionali e coerenti, e dopodiché anche fare effettivamente una programmazione degli interventi basata proprio sulle diagnosi, basata sull'analisi dei dati e poi ecco concentrarsi, quindi fare prima gli interventi di efficientamento, quindi programmare interventi di efficientamento e parallelamente sviluppare le grandi opportunità legate alle comunità energetiche, che direi che da ieri finalmente abbiamo tra l'altro un quadro preciso in cui muoversi e che credo che regalino delle importanti opportunità. Certo, grazie mille. E io passerei la parola all'architetto Alberti per delle considerazioni finali, poi rimandiamo alla schermata per un questionario di valutazione che vi invito a compilare e riferimenti alla registrazione di questo video. Prego, Franco. Bene, grazie davvero ai relatori, perché abbiamo avuto degli approfondimenti importanti e ovviamente facevo anche delle riflessioni quando abbiamo pensato a questi moduli formativi insieme ad Enea. Non pensavamo, voglio dire, che effettivamente ci fosse una possibilità anche di ampliare, perché quello che oggi secondo me è emerso è che dovremmo probabilmente fare una seconda sessione nel prossimo futuro. Tra l'altro è stata citata prima la questione della direttiva 1791 che appunto è Energy Efficiency First, cioè praticamente un approccio strategico alla questione dell'efficientamento energetico. È un tema fondamentale su cui ovviamente non solo le regioni ma anche le amministrazioni pubbliche, i nostri enti locali dovranno fare i conti, perché efficienza energetica al primo posto è un principio che effettivamente anche impone diciamo anche degli obiettivi molto, molto sfidanti proprio per gli amministratori pubblici.
nell'ottica di una transizione energetica, che effettivamente quando parliamo di transizione energetica il vocabolo transizione secondo me è sempre meno appropriato. Stiamo attraversando un periodo in cui si parla più che altro di switch energetico, nel senso stiamo cambiando rapidamente, anzi c'è la necessità di cambiare rapidamente i nostri approcci. Come abbiamo sentito, insomma, ci vogliono strumenti che sono stati messi un po' a disposizione, indicazioni, le riflessioni fatte da Seda Ugoni che dall'amico Mauro Roglieri impongono anche un ripensamento probabilmente delle nostre strutture lavorative, nel senso che noi ci siamo adeguati come regione, voglio dire, con l'ausilio importante di un energy manager. È importante, secondo il mio punto di vista, disseminare, fare formazione in modo che anche i comuni abbiano più facilitato questo approccio a questi temi che sono davvero importanti e che il conseguimento appunto degli obiettivi che ci siamo posti come regione, ma che ci vengono posti, per dire, anche a livello nazionale, vengano conseguiti con maggiore, diciamo, cooperazione possibile fra istituzioni. Il tema della rete, secondo me, è essenziale, rete che faremo con l'ausilio tecnico-scientifico di INEA e di altri soggetti, ma soprattutto nell'interesse dei territori. Mi fermerei qui e ringrazio. Va bene, grazie mille Franco. Allora io ricordo l'appuntamento di settimana prossima che sarà dedicata al finanziamento dei piani d'azione. Tra l'altro l'architetto Alberti sarà uno dei due relatori, sempre l'appuntamento è alle ore 10 e vi invito a iscriversi come avete fatto per la sezione di oggi. Chiedo di trasmettere online lo screenshot relativo col QR code del questionario di valutazione che vi invito a compilare e come dicevo le presentazioni sono disponibili, i relatori pure e tutte le registrazioni di questi eventi, quindi sul tema dell'adattamento, mitigazione, povertà energetica saranno disponibili, sono raggruppati nella playlist proprio piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima Regione Veneto. Un cordiale saluto a tutti, grazie.